Bene, eccoci qui al punto, anno nuovo, abbiamo il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché Presidente anche della Conferenza delle Regioni Italiane. Benvenuto Presidente Massimiliano Fedriga. Grazie dell'invito e buon anno. Bene, buon anno anche a lei e naturalmente l'anno passato è stato un anno che ha dato delle soddisfazioni, no? Alla Regione, ma anche a lei personalmente, a capo della Conferenza delle Regioni. Io ho notato che lei ha cambiato un po' lo stile di governatore, è diventato molto, 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 diciamo così, tra virgolette, governativo e ha dato una sensazione di stabilità, tant'è che i sondaggi lo dimostrano. Sì, devo dire che non penso all'ultimo anno, ma penso che gli anni di governo del Friuli Venezia Giulia, legate anche forse alle difficoltà che abbiamo vissuto in questi anni, penso a Baia, abbiamo iniziato con Baia per continuare con il dramma del Covid, poi ci sono stati gli incendi, la guerra, l'aumento dei costi delle materie prime, l'inflazione, l'aumento dei costi Non ci dell'energia, ha fatto insomma, mancare nulla. sì, una serie di problemi, però forse mi hanno fatto anche guardare da una prospettiva diversa la rappresentanza dei cittadini in politica. Lo dico con chiarezza perché qualcuno racconta che ha iniziato a fare politica in un modo, aveva sempre avuto ragione e avrà per sempre ragione. Ecco, io ho cercato anche di mettermi in discussione, capendo magari le cose dove magari ero più forte, ma capendo anche alcuni errori che ho fatto e cercando di correggermi come fa qualsiasi persona nella vita quotidiana e anche penso quando svolge un lavoro dove magari crescendo può migliorare certe cose. Così penso di aver appreso facendo il governatore, è stato sicuramente, sono stati questi 5 anni, oltre un'opera difficile, ma anche estremamente formativa. Sta di fatto che lei si è guadagnato i galloni di leader nazionale anche del suo partito, no? Perché insomma tutti guardano Federica come un governatore che avrebbe potuto fare anche il ministro, gli sarebbe piaciuto fare il ministro, penso, no? Ma guardi, le racconto una cosa, l'ho scritto anche nel mio libro, L'ho letto, faccio i complimenti. grazie, che si chiama appunto Una storia semplice, ma Certo. su questo l'ho raccontato. Io la prima volta cioè la scorsa volta che mi sono candidato a presidente della regione, eh, c'era l'opportunità forse, quindi molto remota, non voglio raccontare poi cose che non sono realizzate, però di poter ovviamente avere anche un'esperienza di governo. È successo che il risultato che ha avuto la Lega nel 2018 di fatto mi ha spinto a candidarmi in regione, ma senza quella convinzione che avrei avuto magari ad avere un ruolo nazionale perché avevo fatto 10 anni in Parlamento e mi sentivo, diciamo, nell'ambiente nel quale l'ho cresciuto. In realtà oggi se uno mi chiedesse vuoi fare il ministro o il presidente di regione, direi tutta la vita il presidente di regione, perché io ringrazio coloro anche che hanno voluto che facessi il presidente di regione, perché non mi aspettavo un'esperienza come questa, sicuramente difficilissima, però estremamente anche più operativa rispetto ai ruoli a Roma e nello Stato centrale. Poi devo dire che questo territorio, la comunità del Friuli Venezia Giulia, le comunità del Friuli Venezia Giulia, sono in grado di dare delle risposte incredibili. Quindi se ci sono delle amministrazioni che cercano di essere ricettive rispetto alle esigenze del Friuli Venezia Giulia, i cittadini di questa terra hanno una capacità di reazione, anche di superare le difficoltà insieme, che è qualcosa di incredibile e quindi dà veramente grandi soddisfazioni e io ringrazio dell'opportunità che ho avuto. Ecco, Presidente, lo stato di salute della nostra regione, com'è? L'economia mi pare che sia abbastanza, non dico florida, ma comunque insomma ha ripreso molto bene. Poi anche sul lato dell'autonomia lei è riuscito a strappare dei milioni al governo centrale, dando un'autonomia vera anche fiscale, perché sappiamo che l'autonomia vera è quando si ha la fiscalità in mano, no? Sì, diciamo che per quanto riguarda l'economia del Friuli Venezia Giulia è la regione che tra le prime in Italia, se non la prima in Italia, è riuscita a riprendersi meglio post-Covid. Anzi, penso a livello europeo. Io vedevo dei dati addirittura sul 2021 che abbiamo dei dati superiori addirittura di ripresa alla Germania. Quindi dati veramente importanti. Abbiamo il più alto tasso di occupazione da quando esistono le serie storiche Istat e abbiamo diminuito drasticamente la differenza di occupazione tra uomini e donne, il cosiddetto gender gap, termine un po' non particolarmente piacevole, ma diciamo tecnico, è chiamato così.
E quindi i dati sono positivi, malgrado appunto quelle difficoltà che abbiamo vissuto, e per quello dicevo la capacità di reazione di questa terra. Per quanto riguarda l'autonomia, sì, sicuramente io ho trovato una situazione molto difficile, perché noi dovevamo dare come contributo straordinario allo Stato ogni anno, dalle tasche dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, più di 800 milioni di euro. Siamo riusciti attraverso due accordi, il primo che ha migliorato la situazione, il secondo che l'ha migliorata drasticamente, a ridurre questo contributo, di fatto dimezzarlo, soltanto con l'ultimo accordo, senza considerare quanto abbiamo diciamo, negoziato prima, ma solo con l'ultimo accordo in 5 anni risparmiamo 2 miliardi di euro che abbiamo fatto e faremo ovviamente azioni grazie a queste risorse per dare risposte ai cittadini di questa regione. Quindi sicuramente un passaggio importante. Sull'autonomia però, se mi permette, voglio aggiungere una cosa. Sì. Sono d'accordo pienamente con lei, senza capacità finanziaria non esiste autonomia, e quindi questo è stato il primo passaggio e penso più importante. Dall'altro però abbiamo anche raggiunto due competenze molto importanti, per cui la fiscalità locale, con in Friuli Venezia Giulia da quest'anno non c'è più l'IMU, c'è ILIA, e dove per adesso abbiamo iniziato intervenendo riducendo l'ILIA, appunto l'ex IMU, sugli immobili strumentali, quindi intervenendo sulle attività produttive. La nostra intenzione ovviamente in futuro sarà quella di andare anche a rimodulare le altre tipi di tassazione sulla casa per renderla più equa e più conveniente per i cittadini di questa regione. Secondo passaggio importante, siamo riusciti ad ottenere, e adesso dovremo fare la norma, questo negli ultimi mesi del 2022, anche esattamente come avviene a Trento il Bolzano, una norma d'attuazione per quanto riguarda i contratti pubblici e le gare. Penso anche questo molto importante per valorizzare l'economia e le imprese del nostro territorio. Certamente. Naturalmente lei si accinge a fare un'altra sfida per il bis in regione, no? E ci sono 3 punti che a mio modo di vedere caratterizzeranno la campagna elettorale. La sanità, certamente, è sempre nell'occhio del ciclone tutte le volte, ma comunque lei si è intestato anche un certo rinnovamento della sanità, poi ci dirà che punto è. Gli enti locali, perché sappiamo che gli enti locali hanno bisogno di risorse, forse hanno bisogno di una nuova organizzazione, e poi le province, no? Poi parleremo per il Comune di Udine, perché la spinta della Regione certamente sarà necessaria, a mio modo di vedere, e di rimettere come l'altra volta, perché insomma Federica è uno che tira anche in campagna elettorale, diciamolo chiaro. Guardi, per quanto riguarda la sanità, che è sicuramente un tema cruciale non soltanto per il Friuli Venezia Giulia, ma per tutte le regioni d'Italia e a livello nazionale, Sì. è sicuramente una sfida importante, una sfida che noi abbiamo iniziato ad affrontare subito appena elette nel 2019 con la riforma, che purtroppo, bisogna dirlo con chiarezza, la pandemia ha bloccato o perlomeno rallentato nella sua attuazione. Come tutti possono comprendere, un sistema che è stato investito da una crisi come quella legata alla pandemia non ha potuto, diciamo, adattarsi e organizzarsi rispetto alla riforma scritta, e su questo dobbiamo andare avanti convintamente. Dall'altro viviamo un problema strutturale a livello nazionale nella sanità, che è la carenza di personale che non si trova. Anche le borse di studio messe a disposizione per le specializzazioni non sono state riempite. Questo è un problema. E quindi dobbiamo assolutamente, e su questo abbiamo già parlato col Ministro, e a breve faremo un tavolo fra tutte le regioni e il Governo per trovare delle soluzioni per affrontare da qui ai prossimi anni, perché bisogna anche portare avanti una politica di medio periodo, il tema sanitario e come affrontare le sfide, sicuramente con un rafforzamento per quanto riguarda la medicina del territorio, cosa fondamentale per far reggere i pronto soccorsi, dare risposte anche dal punto di vista salariale al sistema, e devo dire in particolar modo alla medicina d'urgenza. La parte emergenza-urgenza è una parte fondamentale che oggi vive in una situazione difficilissima, e purtroppo gli stessi problemi si ripetono in tutte le regioni italiane, e devo dire non solo italiani. Io parlavo con colleghi stranieri, penso all'Austria, alla Slovenia, manca personale. A Vienna mi dicevano che hanno chiuso addirittura dei reparti, quindi è un problema strutturale che dobbiamo affrontare. Infine le autonomie locali. Mi scusi, sulla sanità tengo però a sottolineare che noi abbiamo messo, ci crediamo talmente tanto nella grande sfida, che capiamo molto difficile, che abbiamo messo per quanto riguarda gli investimenti in sanità più di 1 miliardo di euro. Tenga conto che nelle 5 anni precedenti ai miei
sono stati messi 212 milioni, quindi di fatto quasi 5 volte tanto, Insomma, e abbiamo aumentato soltanto nell'ultima legge di stabilità, aumentato ogni anno, ma nell'ultima legge di stabilità addirittura di 117 milioni i fondi per la sanità. Quindi continuiamo ad andare in quella direzione. Per quanto riguarda invece le autonomie locali, abbiamo iniziato anche in questo caso la riforma abolendo le UTI, facendo le collaborazioni volontarie fra i comuni con la norma approvata dall'assessore Roberti, abbiamo creato gli enti di decentramento regionale e approveremo proprio in questi giorni in Consiglio, nei prossimi giorni in Consiglio, la norma di modifica dello statuto per introdurre le province elettive, perché dal mio punto di vista devono essere gli elettori a scegliere chi governa la cosa mi pubblica. trovo completamente d'accordo. Senta, per il Comune di Udine cosa pensa? Il Comune di Udine penso che si è visto, e non vorrei avere e che lo sono ovviamente, per un'opinione di parte, però io parlando con i cittadini di Udine, con gli udinesi mi hanno detto più d'uno chiaramente che con il sindaco Fontanini si è vista la totale differenza di amministrazione e miglioramento nell'amministrazione rispetto a prima. Oggi Udine è diventata una città viva che dà opportunità. È un leitmotiv che ho sentito più volte. Penso che il sindaco Fontanini abbia dato la disponibilità per continuare questo percorso. Penso che per rilanciare un'amministrazione, un territorio, siano utili 5 anni, ma sia più importante dare la continuità con una prospettiva almeno di 10, perché si possono costruire e impostare delle cose. Penso che Udine possa andare in questa direzione, penso che Fontanini sia la persona giusta per farlo. Ecco, prima di chiudere questa bellissima intervista, che ringrazio per la disponibilità il nostro Presidente, lei farà una lista, no? Una lista sua, per cui dovrà mettere dentro probabilmente degli assessori, oppure quali sono i criteri dei sindaci? Allora, la lista Fedriga, chiamiamola così perché così si chiamerà, terrà dentro in realtà vuole portare in sé sia ovviamente esperienze che provengono dal centrodestra, ma anche dal mondo civico, perché vuole essere qualcosa che si aggiunge, non che sottrae alle forze politiche di centrodestra che mi appoggiano. Penso per esempio che alcuni cittadini che non si riconoscono magari nei partiti di centrodestra nelle elezioni nazionali, perché legittimamente possono avere delle idee diverse da altro, ma che hanno apprezzato la nostra azione amministrativa in questi 5 anni, la lista del Presidente può dare l'opportunità di sceglierci e di testimoniare e valorizzare i 5 anni che abbiamo portato avanti per ovviamente rinnovarli in una seconda legislatura. Questo è il senso della lista civica, quindi un valore aggiunto per la coalizione e penso anche un'opportunità per quei cittadini che, ribadisco, vogliono premiare e vogliono riconoscere quanto abbiamo fatto e farci continuare il lavoro che abbiamo portato avanti. Bene, Presidente, non resta che fare gli auguri ai cittadini della nostra regione. Grazie mille, io faccio i migliori auguri e come ho detto più volte, soprattutto quest'anno, faccio gli auguri che il 2023 non sia un anno senza problemi, perché sarebbe illusorio e bugiardo dirlo, ma che invece sia un anno dove viene confermata quella grande capacità dei cittadini di questa regione di reagire ai problemi e di tramutare quei problemi in opportunità. I problemi ci sono nella vita. I problemi, evitarli o far finta che non esistono vuol dire semplicemente farsi male e non sapere vivere bene. Invece se uno sa che i problemi ci sono, ma anche la forza, la capacità di reazione e di superarli, penso che sia il miglior augurio che ognuno di noi possa avere e veramente lo auguro a tutti i cittadini di questa regione. Grazie Presidente e buon lavoro. Grazie mille a voi, grazie.